Aspettiamo il fischio d'inizio e poi sarà sfida reale, l'abbiamo detto, Real Fuzza Arzignano, Real Rieti. Un testa-coda, l'ennesimo per l'Arzignano, quarta forza in classifica il Real Rieti con 35 punti. Intanto il fischio, si parte con il Rieti che va a giocare il primo pallone con Jefferson a Nicolodi, lo scambia per Joãozinho. Jefferson, lasciato scorrere Nicolodi, Joãozinho cerca subito il destro da caricare per andare a calciare, la deviazione di Motta in calcio d'angolo che stava per sorprendere subito in avvio Pozzi. Sarà Nicolodi, numero 21, uno dei tanti talenti in forza Real Rieti. Bravo Motta a portargli via il pallone, a cercare servire Amoroso, rimessa laterale comunque per la formazione ospite che ricordiamo vede in panchina in vestito da festa Marco Abati, il vice di David Festuccia, che è stato squalificato in settimana, lo era nell'ultima sfida che ha visto la sua squadra pareggiare nella big match contro la Feldi Eboli 2-2, quarta contro quinta. Attenzione, intanto Jonathan porta via il pallone, è bravo però a rinvenire il numero 11 Joãozinho, chiedere anche scusa ai propri compagni di squadra. Aveva regalato, concesso quantomeno un tentativo alla squadra avversaria. Intanto spostiamo la bottiglia di acqua a Dolomia. Motta intanto pronto per Jonathan, ancora un fallo laterale per la formazione di casa, con Jonathan che muove per Marcio, avanti verso Amoroso, si alza il pressing del Rieti con Kakà che va a portare pressione a Marcio. Ora però è Motta che gira per Jonathan, cerca di andare via in velocità, è costretto a chiamare in causa anche Pozzi che spara via come può sulla pressione del numero 23 Jefferson Putano. Comodo per Joãozinho Nicolodi per Kakà, ora per via orizzontale, attenzione la parata di Pozzi e poi il gol penso autorete, anzi è senza pensiero, perché l'ultimo tocco non so se sia stato di Marcio o Motta, forse Motta che va a chiedere scusa ai propri compagni. Era stato bravo Pozzi a capire. Fatto sta che il Rieti è già in vantaggio, dopo 1 minuto e 11 secondi si fa in salita la partita per l'Arzignano. Rieti ha subito alzato il proprio baricentro andando a passare la difesa Arziano, che ora cerca di reagire con Motta che scambia per Amoroso, che da dietro il pallone proprio il numero 11 Italo brasiliano, arrivato nel mercato di riparazione dal Maritime Augusto. Quindi la rimessa laterale è per il Rieti, la batte il numero 23 Jefferson che gioca dall'altra parte verso Joãozinho, chiama uno schema probabilmente ai compagni. Nicolodi, anche lui parla. Jefferson, Nicolodi, ultimo uomo del Real Rieti. Marcio in anticipo fa ripartire l'azione, ma attenzione, c'è un contropiede grande come una casa per il Real Rieti con Jefferson che sbaglia il tempo di servizio verso Kakà. Ancora un pericolo per la difesa biancorossa che deve riorganizzarsi dopo il gol, l'autorete a freddo. Poi andremo a vedere se è stata con autorete, mi sembra che sia stato Motta l'ultimo a toccare, ha chiesto anche scusa ai compagni. Poi nella prima occasione con la regia di Filippo Tres andremo a rivederlo. Intanto Jonathan per Amoroso si accentra, lascia un pallone per Motta che lo recupera come può, da Marcio, avanti per Amoroso che viene strattonato, ancora Amoroso, non c'è il fallo, qualche protesta di Kakà. Marcio per Motta, la parata di Putano che si prende gli applausi anche per Motta. Ma bravo qui Putano, Davide Putano, giocatore che con la maglia da Luparense ha vinto tanto e ha vinto con quella del Rieti, perché ha conquistato la Coppa della Divisione questa stagione. Lui che ha una fama di essere un pararigori di primo pelo, in molte occasioni ha fatto vedere la sua sicurezza tra i pali dal tiro del dischetto. Attenzione però intanto ancora Rieti con Kakà che muove verso Nicolodi allo spazio per andare a armare il sinistro, non ci riesce perché Jonathan gli porta via il pallone. Jonathan non riesce ad andare via in velocità, serve per Amoroso si accentra, aspetta l'aiuto dei compagni, dà per Motta ancora per Amoroso che però viene fermato a Nicolodi, allora può ripartire il Rieti, ma è tutto solo Joãozinho, allora da indietro per Kakà che muove per Nicolodi. Ora Jefferson sulla banda di destra sotto la nostra postazione con la telecamera offerta dall'insuperabile Davide Tres. Attenzione al tiro, la risposta di Pozzi su Joãozinho.
C'è movimento intanto il panchina arzignano, Salamone, Tres, Murga, Paulinho, i 4 cambi che quest'oggi può utilizzare e sfruttare Mister Lopez, che deve fare a meno di Uenu, che in caso dell'acqua e sapone ha rimediato il quinto giallo. Intanto quindi Colodi non riesce ad andare via Jonathan, che tocca per ultimo il pallone, dunque rimessa laterale è per la formazione ospite, come ho detto in apertura è quarta in classifica con 35 punti, 2 in meno del Napoli, dunque a caccia di una vittoria la formazione di Festeggia in tribuna quest'oggi. In caso di insuccesso del Napoli sarebbe terza posizione per la squadra reattiva. Attenzione a Nicolodi che muove verso Kakà per via orizzontale, cerca di scardinare la difesa biancorossa il Rieti. Jefferson avanti per Kakà, anticipato da Marcio, che non riesce però a tenere il pallone in gioco. Ma quanto è bravo il giovanotto, che il prossimo maggio compierà 52 anni. Chapeau è il grande capitano dell'Arzignano. Nicolodi per Kakà, non c'è il blocco. Jefferson, Joãozinho fermato da Marcio, come può, però Joãozinho è bravissimo a tenere il pallone tra i suoi piedi, poi lo perde. Deve poi ripartire Pozzi per Amoroso, che rischia di perdere il controllo del pallone. Amoroso avanti per Jonathan, il tiro e ancora la risposta di Davide Putano, che si lamenta, probabilmente ha picchiato duro la spalla. Intanto fuori Joãozinho, il primo cambio dentro il numero 15 Abdallah, l'argentino Abdallah, dunque è il primo nome nuovo rispetto ai quintetti di partenza. Marcio intanto per Motta, che gira subito verso Jonathan, Motta, ancora Jonathan che cerca di andare via dal suo marcatore, serve invece Amoroso, anzi Marcio per Jonathan che tiene il pallone in campo. Amoroso, nonostante essere stato tornato, bravo Jonathan, palla per Amoroso che come poi la tiene sul servizio di Motta. Ancora il bomber biancorosso avanti per Motta, bello lo scambio per Jonathan va via con un tocco, viene fermato, non c'è calcio d'angolo, anzi no, c'è il calcio d'angolo. Jonathan con un sombrero aveva lasciato lì di stucco il suo avversario, ha conquistato comunque un calcio d'angolo, anche una manata. Vediamo se è calcio d'angolo, no, è rimessa laterale, serve comunque per l'Arzignano. Jonathan per Amoroso, che però non riesce a calibrare il tiro, aspetta il movimento di Motta che chiama in causa ancora Pozzi, il rinvio troppo potente, non ci può arrivare nessun compagno, dunque ripartirà Putano, chiamato in causa due volte, bravo a dire di no. Intanto dentro il numero 3, se non ho visto male il numero sul pantaloncino, sia proprio lui, è il capitano Esposito, che è entrato al posto di Nicolodi, dunque già 2 cambi voluti dal tecnico Marco Abati. Vediamo che Lopez si è avvicinato anche ai suoi, chiamiamoli tra virgolette, panchinari. Probabilmente sarà pronto una sostituzione anche tra il piede Arzignano, ma è il Rieti che attacca con la girata al volo proprio del neo entrato Esposito sul servizio di Jefferson, che non calibra però bene il tiro. Dunque rimessa dal fondo con Pozzi e 4 secondi di gioco per muovere il pallone verso Jonathan. Motta, un tunnel per Amoroso con l'aiuto di una deviazione avversaria. Jonathan lascia lì per Marcio, muove per Amoroso, Motta, bravo a servire Jonathan. Marcio, ancora però alto il pressing del Rieti con Jefferson che ora dice ai suoi di stare tranquilli. Motta, Marcio, il capitano per Motta che serve come può Amoroso, che gira verso Jonathan, Amoroso per Jonathan, capisce tutto quanto, e il primo fallo Abdallah, capisce tutto quanto Abdallah. Amoroso commette il primo fallo della partita, viene subito invitato a stare tranquillo, ha chiesto scusa, insomma un fallo dove ha rischiato anche il cartellino giallo, bisogna essere onesti. Poi la ripartenza Abdallah poteva essere sicuramente pericoloso, e concordo con Domenico Angelini, che sulla pagina Facebook di PMC Sport Futsal, dove le voci di Stefano Testoni e la coppia Tres mi sta offrendo questa partita a gratis. Grande, sempre super Davide Putano. Intanto qua Pozzi avanti per Marcio, che non riesce a tenere il pallone, alza comunque il thumb up, il pollice alto per il suo portiere. Intanto dentro Salamone per Marcio, fuori Amoroso per Paulinho, dentro anche Tres per Motta. Dunque cambia 3 quinti di quintetto Mister Lopez, ma è Rieti che cerca di essere ancora offensivo
dalle parti di Pozzi. Nicolodi muove per Abdallah, che viene fermato al momento del tiro da Paulinho. Conquista comunque un corner il giocatore argentino, maglia numero 15, sulla deviazione finale di Paulinho. Abdallah indietro per Cimanghigno e la risposta di Pozzi al limite dell'area. Può ripartire il contropiede dell'Arzignano, un certo tocco di mano come voleva Salamone su Abdallah, ha attaccato il corpo, lì ha rischiato Pozzi perché è arrivato proprio al limite dell'area. Chissà se potevano esserci gli estremi per un fallo. Comunque ancora importante l'intervento di Pozzi. Intanto da dietro Esposito cerca la conclusione, calibrata male, raso terra che si spegne sul fondo, e sarà ancora Pozzi quando mancano, come potete vedere dalla regia di Filippo Tres, 13 minuti e 4 secondi, perché ad Arzignano c'è anche il cronometro, invenzione di Davide Tres, stanco di sentire la tromba suonare, ha messo lì il cronometro. Jonathan intanto va sul fondo, Jonathan fermato in scivolata, bello l'intervento, ma ancora Jonathan, bravo, ottimo l'intervento di Cimanghigno. Tres per Paulinho che protegge come poi il pallone, serve Jonathan che avanza, Jonathan per Paulinho, fermato da Abdallah, c'è un 3 contro 2, attenzione per il Rieti. Abdallah apre sulla destra per Cimanghigno che viene fermato, ma ancora Rieti con Esposito fermato anche da Jonathan. Quando attacca Rieti compatto fa davvero paura, e pensare che l'1-0 è arrivato su azione fortuita su carambola in area, probabilmente autorete di Motta. Ancora Rieti, Abdallah apre sulla destra per Nicolodi alza la testa, avanza, palla al piede, va via in velocità su David Tres, in mezzo. Cosa si è divorato Abdallah? Si è divorato un gol grande come la fame che il sottoscritto ha, perché non ho mangiato. Dunque Real Rieti vicinissimo con Abdallah che da 2 passi non trova lo specchio della porta, praticamente un gol che era più facile segnarlo che sbagliarlo, ma è Arzignano ora che cerca di rispondere con la girata di Paulinho, fermato da un instancabile onnipresente Nicolodi. Abdallah chiama in causa Putano a 4 secondi per inviare il pallone, calcio destro morbido che però non arriva dalle parti di Esposito, che aveva tagliato il campo in diagonale. Salamone butta di là il pallone oltre la metà campo per David Tres che gioca verso Paulinho. Tres, Jonathan, Paulinho pronto a entrare anche Murga, probabilmente al posto di Jonathan, l'unico ad essere ancora in campo dopo i quinti di partenza. Paulinho per Jonathan, il tiro fermato, era una buona occasione da Esposito, con Tres che gioca per Pozzi per Salamone pressato, serve Tres che è libero, Tres avanti per Paulinho, voleva un fallo Nicolodi sulla pressione di Paulinho, è Jonathan che gioca verso Salamone, la finta, riesce a tenere lì il pallone, ancora lì un po' di confusione, il pallone comunque resta tra i piedi dell'Arzignano, volevano deviazione la formazione biancorossa, non c'è corner, riparte allora Putano per Jorginho, avanti verso Cimanghigno, non commette fallo Jonathan, rimessa laterale è comunque per il Rieti nella metacampo bianco-rossa. Fa rispettare la giusta distanza il signor Caracozzi di Foggia, primo arbitro, il secondo è Falcone della stessa sezione, Foggia, il crono Baracano di Treviso, attenzione però che il cronometro è ripartito con Cimanghigno, vedremo se saprà deliziare il Palatese con la solita esultanza fatta di Capriola. Nicolodi, Cimanghigno, Nicolodi lascia lì a Jefferson, non riesce ad avanzare Nicolodi, guardato a vista da Salamone, ancora Jefferson con il 23. Intanto è rientrato anche Kakà al posto di Cimanghigno, non proprio felice della sua prestazione Cimanghigno, pochi minuti per lui senza trovare lo specchio della porta, senza trovare il tentativo di rete. Kakà pressato Jefferson, rischia di commettere fallo Tres, ma che bella l'apertura di Jefferson verso Jorginho che non riesce a tenere in campo il pallone, ma ottima comunque l'iniziativa della formazione reattiva. Speciale classifica capocannoniere, Cimanghigno è il best scorer del Rieti con 17 reti,
seguiti ad una lunghezza da Kakà, che ne ha siglati 16. In doppia cifra anche Nicolodi con 10, poi a 9 la coppia Jorginho-Jefferson. Intanto palla per Pozzi che gioca per Murga. È entrato in campo anche lo spagnolo Murga che va via. Qui c'è il fallo, va a chiedere scusa Jefferson con una finta. Murga aveva portato via il pallone a Jefferson che commette fallo e chiede scusa. Intanto arrivano anche i parziali, la Cam in vantaggio 1-0 Latina, Pesaro invece avanti 2-1 in casa della Lazio. Gara quest'ultima iniziata prima. Intanto il destro da dimenticare di Salamone. E qui invece ad Arzignano è 1-0 il punteggio con il Real Rieti in vantaggio dopo 1 minuto e 11 secondi con autorete di Motta. Prima occasione buona, andremo a vedere il replay quando il gioco sarà fermo. Intanto Kakà come si gira su Motta, che però bravo a recuperare dal precedente errore, a mettere il pallone in corner, evitare un tiro secco da 2 passi. Intanto cantano i tifosi, corner proprio davanti alla curva biancorossa, palla in mezzo con Tress che alza il pallone. L'ultimo tocco mi sembrava suo, invece no, la rimessa laterale è per l'Arzignano, non protesta Kakà, allora ho sbagliato a vederlo io. Tress, Murga, Tress per Paulinho che gioca verso Murga. Murga avanza, Murga fermato, e allora il contropiede del Real Rieti, velocissimo Nicolodi per Kakà che viene fermato da Pozzi. Non perfetto il passaggio di Nicolodi su Kakà. Intanto raddoppio anche della Cam, mi informa Alessandro Lovato dalla regia biancorossa. 2-0 il nostro social corner Alessandro Lovato che ci informa sui risultati altrui. Intanto spara via Nicolodi, Murga in scivolata, non c'è il fallo, il pallone è pieno, ma la palla ancora del Rieti con Kakà che ha tentennato troppo per servire Nicolodi. Ma che bella azione del Rieti, palo di Kakà, ma quanto è stata bella questa azione, palo di Kakà dopo una azione cacao meravigliao, ma è Kakà. Fantastico il gioco del Rieti, tocchi di prima e Kakà che è andato a strozzare il tiro baciando il palo. Tress intanto, Arzignano un po' frastornato, gioca meglio sicuramente il Rieti, insomma quarta posizione. Intanto qui ci poteva stare anche un fallo, quarta posizione non viene a caso per la formazione di mister David Festuccia. Intanto c'è Caracozzi che intima a Paulinho di stare tranquillo. Ci potevano probabilmente stare gli estremi per un fallo, ma come diceva Vujadin Bosco, finché arbitro non fischia non fallo è, o una cosa del genere. Intanto Rieti con Abdallah per Giusino, attenzione qui per pochi istanti Salamone portava via il pallone da Abdallah. Kakà per Jorginho, ancora Jorginho che ne esce di forza con il Rieti che può giocare in contropiede. Jorginho bravissimo per fermare tutto, è bravo che possa prendere il pallone, bisogna però velocizzare l'azione. Qui non c'è il fallo, viene fermato Salamone, ci sono le proteste del pubblico ma non c'è il fallo. Intanto il tiro di Abdallah e l'arbitro va a dire di stare zitto a Salamone, però un faschio fillamelo, anzi no, un fallo fischiamelo, gli dice Salamone. Partita comunque corretta, un fallo per parte maschia, posta in palio, comunque importante per entrambe le formazioni. Qui intanto esce Arzignano con Paulinho che si allunga il pallone, ce l'ha ancora Paulinho, però doveva velocizzare. L'ultimo tocco è di Paulinho che voleva la rimessa laterale, i suoi compagni non protestano. Dobbiamo prendere il pallone per giocarlo. Tanto anche terzo gol del Pesaro. Il pallone dov'è? Là vicino al bidone dell'immondizia. E riparte il Rieti. Esposito per Abdallah. Kakà, attenzione alla spinta di Murga. Bravo Kakà comunque a rimanere, e che fisico che ha Kakà. Qui Pozzi esce, rischia di fare un pasticcio
il pallone era uscito, rischia di fare un pasticcio Salamone, non ha toccato il pallone a Abdala, lo aveva indirizzato verso la porta sguarnita. Salamone intanto per Murga, Jonathan per Paulinho, bisogna usare il fisico, l'ha usato Paulinho che serve Salamone, Paulinho il tocco, ancora Salamone fermato, qui c'è un fallo, si becca un rosso, si è beccato un rosso Joãozinho e vediamo se arriva il rosso anche per Salamone. Joãozinho è andato, ha reagito Joãozinho, c'è solo il fallo per Salamone. Vediamo il replay, non c'è il replay, mannaggia la pupazza. Allora, il fallo lo ha commesso Mario Salamone. Joãozinho però si è girato, gli ha dato una banata in faccia come ho fatto io con Davide Tres. Dunque Joãozinho dispiace perché è un giocatore forte che lascia il campo così mestamente, probabilmente istigato da Mario Salamone, bisogna ammetterlo. Joãozinho comunque lascia i suoi in inferiorità numerica sul fallo commesso da Mario Salamone. Giustamente segnato il secondo fallo, la punizione ora sarà per il Rieti che giocherà con la inferiorità numerica, con un fallo a favore. È un po' rocambolesca questa situazione. A onor di cronaca poteva starci anche il doppio rosso per l'istigazione di Mario Salamone, bisogna essere onesti in tutto ciò. Joãozinho però ha reagito alzando la mano e andando a colpire il giocatore avversario. Intanto vediamo se c'è un time out. No, non c'è il time out, probabilmente mister Abati non vuole fermare il gioco della sua squadra con il Rieti che giocherà per 2 minuti fino al quarto minuto e 51 secondi, quando mancheranno 4 minuti e 51 secondi. Un saluto a Simone Carosi. L'unica cosa che ho preso stasera è stato un pacchetto di cracker perché speravo di andare a mangiare più tardi, ma qui la pizzeria vicino a Palatezzi la chiuderanno sicuramente quando qui sarà veramente notte fonda. Aspettiamo, intanto si stanno parlando gli arbitri, probabilmente andiamo a vedere intanto il primo gol così ci togliamo lo sfizio di chi è stato. Azione un po' così rocambolesca, il tiro di Joãozinho, la risposta, ed è stato è stato Jonathan che ha deviato il pallone, chiedo scusa allora a Motta, è stato Jonathan che sulla respinta di Pozzi ha deviato il pallone proprio a rete. Ma quando giochiamo però ragazzi, quando giochiamo c'è la pizza pronta in forno. Aspettiamo il fischio, ecco che arriva e allora ripartiranno 2 minuti, lo superiorità numerica per l'Arzignano. Il Rieti dovrà cercare di difendere al meglio. Nicolodi avanti per Jefferson, cercherà di far passare tanti secondi. Motta non riesce a recuperare il pallone a Jefferson. È stato segnato, me lo fa notare Filippo Tres, il secondo fallo è l'Arzignano, ma lo ha commesso Mario Salamone e allora qua probabilmente c'è stato un po' di confusione. Bisognerebbe farla notare. Il fallo è stato commesso da Mario Salamone perché la punizione è stata battuta dalla Rieti, ma andiamo in cronaca, andiamo in cabina di regia. Motta, la deviazione del numero 21 Nicolodi, dunque corner con Arzignano che deve cercare il gol del pari. Motta, Jonathan, Motta per Jonathan, Paulinho per Motta, bravissimo Jefferson, e può ripartire il Rieti. Ma cosa mi ha fatto Jefferson? Intanto arriva il time out, speriamo non si sia fatto male Jefferson, e tromba la sirena. Ma cosa mi ha fatto Jefferson? Ha salvato un gol praticamente fatto sulla linea di porta. Salutiamo anche Sara Lucentini. Ciao Sara, saluto volentieri le ragazze. Ciao Sara. Ma ripetiamo ancora cosa mi ha salvato Jefferson. Si rialza fortunatamente, non sarebbe il caso di perdere un altro giocatore importante a Rieti. Intanto non c'è il cambio dei falli, chissà se poi magari si inventeranno anche di cambiare i gol, magari per l'Arziano andrebbe anche bene. Fatto sta che il Pesaro avanti 5-0. La sirena tromba 2 volte,
e si ritornerà in campo con una rimessa laterale in zona d'attacco per Arzignano. Sono già passati 41 secondi dopo che Jefferson ha rimediato un cartellino rosso per fallo di reazione. Per par condicio li avrei mandati tutti e due a spiegarsi sotto la doccia. Peccato per Jefferson, che salterà sicuramente anche l'ultima partita di regular season in programma venerdì santo 19 aprile. Intanto si gioca, Motta per Jonathan lo spazio, Jonathan fermato da Nicolodi, e poi Jefferson mette fuori il pallone amoroso per Motta per Paulinho fermato da Putano. L'assedio dell'Arzignano non trova sbocchi in gol perché la difesa è un gran Putano solito. Dicono no a tutti gli attacchi di Arzignano. Jonathan per Motta. The time is blocked. Abbiamo giocato una ventina di secondi buoni e adesso cosa facciamo? Problemi allora con il cronometro, useremo quello manuale nel XXI secolo. Di manuale ormai non c'è più nemmeno, fate un po' voi, nemmeno ormai fare le torte manuali, perché sono ormai tutte quante automatiche. Andiamo intanto a rivedere il gol per la felicità di Rieti. La risposta di Pozzi, poi Jonathan si è trovato nel posto sbagliato al momento sbagliato. Da Rieti direbbero al posto giusto comunque per il vantaggio della formazione ospite, che con questi 3 punti salirebbe a quota 38. Intanto dal social corner di Alessandro Lovato arrivano nuove informazioni. Social corner. La Came vince 2-1 con il Latina. Il Pesaro vince 5-1 con il Lazio. La Maritime vince 1-0 con la Capolista con il Sapone. Napoli-Eboli 2-2, dunque sarebbe importante questo risultato per il Rieti. E Rieti vince 1-0 ad Arzignano. Civitella a meta 0-0. Allora vediamo cosa si deciderà di fare. Facciamo vedere anche la bellissima azione del Rieti, Fuzza e Champagne con il palo di Kakà. Tocchi di prima, Tumpa all'alta, poi Kakà al volo che va a strozzare e baciare il palo. Questo sì che è grande spettacolo, a gratis, e non è provincia di Monza e Brianza, ma è Arzignano, con la sfida reale tra Rieti e Real Futsal, 3 punti pesanti in palio. Per il momento sfida che sorride alla formazione ospite, che ricordiamo, perché si fosse messo in collegamento in questo momento, sta giocando con soli 4 uomini, perché a 6 minuti e 51 secondi dalla fine è stato espulso Gioacigno, il numero 11 del Rieti. Ecco che sta arrivando, facciamo un applauso a Sergio, che sta entrando con l'altro cronometro. Applauso a Sergio, sta portando il nuovo cronometro, 6 minuti 10 alla fine. Con la maglia, col maglioncino giallo, Elio Savegnago, dirigente storico dell'Arzignano, era addirittura con l'Arzignano Calcetto quando nel 92-93 giocava in Serie B, dirigente più longevo. Intanto c'è il tris della Came Latina
conciliarlo tra i due arbitri, tra Caracozzi di Foggia e il cronometrista Barracano di Treviso. L'altro arbitro al centro del campo ascolta via auricolare le informazioni dei propri colleghi, oggi in tenuta maglia rosa, pantaloncini neri e calzettoni rosa. La pelata che vedete al tavolo del crono è di Piero Borelli. Piero Borelli che mi ha mandato anche un messaggio vocale, lo ascolteremo più tardi. (21:42) sul cronometro di Testoni Greenwich e 6 minuti e 10 sul cronometro, probabilmente 5:55, 5:50 rotti. Al termine del primo tempo Rieti avanti 1-0, la squadra del presidente, il patron Pietro Paoli, sta conducendo questa penultima giornata di regular season qui in casa del Real Futsal Arzignano che ora probabilmente avrà il pallone indietro da Rieti dopo che gli arbitri hanno fermato il gioco. Si è deciso di fermare il cronometro. Si è preso probabilmente qualche giorno di pausa il cronometro del Palatese, impianto inaugurato nel lontano 2004, quando l'Arzignano, allora Grifo, iniziò la sua corsa verso lo scudetto. Quello scudetto firmato con i successi in semifinale contro la Roma e poi nella finalissima apoteosi qui al Palatese contro il Perugia di Riccardo Gaucci. C'era Caio Farigna, c'era Foglia, c'erano anche i giovanotti, Marzio che si sta alzando ora dalla panchina e che Davide Tress ovviamente non inquadra, c'era Amoroso, c'era Andrea Licciardi, Sandro Bonanno, un po' di Sanana Marcorda, Foglia, Piniglia, chi è che non si ricorda Piniglia l'ho visto giocare in settimana con la sua Colombia e nonostante abbia qualche chilo di troppo, non certo come i 112 sottoscritto, intanto il pallone viene ritornato all'Arzignano. Manca il cronometro e allora andiamo un po' a naso. Motta alza il tiro, nessun pericolo per Putano che gioca, rinvia lungo con le mani proprio tra il petto di Cimanghigno che mette giù il pallone, chiama Jefferson a rimorchio. Jefferson dice ai suoi compagni di avanzare, Jefferson cerca con la velocità di andare avanti per Cimanghigno che rischia di mettere in pericolo a Pozzi, che fa ripartire l'azione veloce dell'Arzignano, che avrà se no un altro minutino di superiorità numerica per cercare quantomeno il gol del pareggio. Amoroso per Motta, ma è ben disposto il triangolo del Rieti, che non è quello delle Bermuda ma è del calcio al 5 reatino. Amoroso, Motta, Amoroso, il tiro fermato con Cimanghigno che mette la palla in fallo laterale, la rimessa laterale per l'Arzignano. Pronto probabilmente Abdala a rientrare, Jonathan per Amoroso, Jonathan lascia per Motta ancora per Jonathan, il tiro fermato ancora da Cimanghigno, non c'è possibilità di contropiede di Nicolodi, intanto rientra Cacà dopo 2 minuti, dunque Arzignano che non riesce a trovare il gol del pareggio con la superiorità numerica, una ghiotta occasione sprecata. Paulinho, la girata fermata a Jefferson, gli porta via il pallone Nicolodi dalle mani di Putano, che un po' si arrabbia con il compagno perché poteva gestire meglio l'azione offensiva. Dunque Arzignano che giocherà un nuovo pallone dalla rimessa laterale, c'è il cronometrista che sta giocando di polso con il cronometro. Amoroso, Jonathan, Paulinho per Jonathan vuole il movimento da allargarsi di Amoroso, Jonathan lascia lì per Motta per Amoroso, il tiro e la puntata fermata da Capitano Esposito che mette in fallo laterale. Ora sembra avere un piglio maggiore in fase propositiva in attacco l'Arzignano, ma attenzione perché Rieti è bravo a difendersi e vuole colpire in contropiede. Intanto Paulinho fermato da un sandwich dove mancava soltanto il Wuster nel mezzo, Cimanghigno e Jefferson, con Cimanghigno che mette fuori il pallone in fallo laterale.
aiutando il proprio portiere Putano tra i pali. Jonathan ai 3 secondi indietro per Pozzi, non ha alzato la testa Jonathan. Motta avanti per Paulinho per Amoroso aspetta il movimento di compagni. Amoroso indietro per Motta per Paulinho fermato, c'è il rigore. No, non c'è il rigore, viene ammonito per... ma allora è un fallo, gioco pericoloso ha dato, ma se è un strattonamento. Tanto c'è il time out Rieti, qui ha alzato un fallo di seconda, ma se è rigore, ma non può essere un fallo, gioco pericoloso, ha alzato la mano di seconda. Vabbè, mi fa sorridere qualche errorino veniale. Comunque fin qui ci possono stare le proteste reattive per il rosso al solo Jefferson istigato da Salamone. Fatto sta che non si muove il conto falli per il Rieti, sarebbero 2-1 per il Rieti. Anche questo è un errore, perché se la punizione è stata battuta dal Rieti il fallo era per il Rieti e comunque commesso dall'Arzignano. E Bruno D'Artibale, purtroppo nemmeno noi sappiamo quanto manca, perché il cronometro si è fermato ai 6 minuti e 10 secondi alla fine. C'è un dirigente Rieti che va a chiedere informazione al cronometrista, che sta parlando ai 2 arbitri che sono lì a 5 metri di distanza. Speriamo che non trovino la sala VAR vuota, come è successo nel campionato spagnolo, se non ricordo male, Real Madrid. Quanto manca? Mancano 3 minuti, forse mi sembra di aver visto un 3 da parte del vice allenatore dell'Arzignano Marco Boschetto. Il poker della Came intanto. Sì, hai ragione Sara, hai ragione, ti risaluto Sara. Il rosso era per Joãozinho, ho sbagliato. Con queste Joãozinho Jefferson, per uno che non è abituato a vederli tutti i giorni, ma quando può via PMG Sport Futsal, che quest'anno dà live tutta la Serie A, che grande servizio offerto con lo squalone Simone De Stefanis a coordinare un gruppo di ragazzi davvero di primo acchito. Attenzione alla girata di Kakà, la risposta di Pozzi, ancora deviazione di Jonathan, ma quando Kakà decide di girarsi con il fisico imponente, l'ex giocatore del Caos, può essere davvero straripante. Corner intanto per il Rieti, Pozzi ferma tutto quanto, può ripartire l'Arzignano con Amoroso chiama in causa Jonathan che si accentra, Motta per Paulinho fermato da Esposito. Rimessa laterale per l'Arzignano con Jonathan, un altro giocatore con la J, e pensare che la J mi fa pensare alla Juventus, e questo non mi fa certo piacere. Abdala per Jefferson, che è in campo e non fuori, come ho detto erroneamente prima. Abdala, Esposito avanti per Kakà che prende il tempo a Jonathan. Kakà muove indietro per Jefferson, applaude Putano per il gioco dei compagni. Jefferson, il fallo di Amoroso che si becca il cartellino giallo. Jefferson con un gioco era andato via, dunque arriva anche il secondo fallo. Va a chiedere scusa Amoroso a Jefferson che lo aiuta a rialzare. Due i falli, probabilmente nemmeno i falli funzionano, perché non vengono aggiornati. Comunque è punizione per il Real Rieti. Amoroso e Salamone in barriera, i 2 giocatori ammoniti per l'Arzignano. Joãozinho invece tra le file del Rieti espulso. Bravo il Rieti a giocare ottimamente con l'uomo in più. Nicolodi va a caricare il sinistro che si perde sul fondo perché c'è la deviazione di Pozzi. Un brivido sulla schiena del numero 1 oggi in tenuta giallo Celestina Verdina. Chiede di fare attenzione ai blocchi, ci sono 2 giocatori del Rieti lì in mezzo all'area. Palla per Kakà che gioca per Jefferson, fermato da Jonathan.
che conquista comunque una rimessa laterale per l'ultimo tocco del numero 23 del Rieti Jefferson. Jonathan per Tress che ridà il pallone al numero 7 biancorosso avanti per Salamone. Jonathan, c'è in campo anche Marcio per questi ultimi chissà minuti, non sappiamo quanti. Salamone per Tress che viene fermato da Abdel, muove per Kakà, avanza il pallone verso Nicolodi che ora supera la linea di metà campo, all'altezza del cerchio di centrocampo c'è il bel simbolo del Grifo, simbolo del Città di Arzignano. Qui intanto Pozzi chiama la palla, esce con i pugni, lo toglie dalla testa di Kakà. Conta l'arbitro, 4 secondi Adela per giocare il fallo laterale, lo fa all'altezza di 2 secondi. Attenzione, Marcio chiede di fermare il gioco, c'è un giocatore del Rieti a terra, è il numero 21 Nicolodi, chiede scusa a Marcio, non l'abbiamo visto, c'è stato probabilmente uno scontro tra i due, subito ha chiesto di intervenire l'arbitro, si abbracciano i due, c'è fair play in campo. Rimessa laterale per l'Arzignano che restituirà il pallone al Rieti con Jonathan che gioca indietro verso Esposito. Ringraziano e applaudono i giocatori in campo del Rieti che manovra con Esposito verso Adala. Avanti, fermato da Marcio di testa, il tentativo di passaggio. Salamone fermato, rischia di commettere fallo. Viene fischiato in ritardo il fallo, c'era comunque ha sbracciato il numero 21 Nicolodi, deve stare tranquillo Salamone perché già munito rischia di andare a farsi una doccia in largo anticipo. Putano intanto con il destro, Nicolodi, attenzione qui a Rieti, bravo comunque ad uscire Esposito e a muovere per Abdela, non può toccare il pallone Putano che alza le braccia, porta via la sfera. Jonathan conquista un fallo laterale in zona d'attacco per l'Arzignano, pronto a rimettere in gioco il cronometro, no è spento. Tress sul fondo, deviazione, corner, l'ultimo tocco è di Esposito, dunque corner dalla bandierina che non c'è, lì a sorvegliarla capitano Uncino che cerca la sua sveglia con Peter Pan. Jonathan che va a giocare questo pallone, fermato ancora in corner, capisce tutto quanto Cimanghigno. Ancora Jonathan. Jonathan per Tress, ancora deviazione del Rieti, questa volta con Nicolodi uscito nel tempo giusto a dire di no a Davide Tress. Tress ancora e stiamo lì a giocare fino a domani. Cimanghigno scuote la testa, la presa forte sul sinistro di David Tress. Davide la telecamera, Filippo la regia. Scodella per Marcio che stozza il pallone, fermato Jonathan nel momento del tap-in sotto porta da Adala. La rimessa laterale per l'Arzignano, la voleva il Rieti con Esposito, aveva cercato di chiamare a sé il pallone. Jonathan intanto per Salamone si gira, va via Salamone è fermato, ma Marcio recupera il pallone, lo regala invece a Nicolodi, bravissimo Pozzi ad uscire dalla propria area a fermare Nicolodi che deve aggiustarsi il parastinco, quanto manca non lo sappiamo. Bravo il Rieti qui ad amministrare un pallone con Nicolodi che chiama in causa Putano, l'ultimo tocco è comunque di Salamone. Nicolodi fuori intanto per Jefferson, dentro anche Kakà, palla lunga per Cimanghigno, fermato da Marcio tiene il pallone, chi la tiene? Il fallo di seconda perché Cimanghigno ha bloccato il pallone, era in equilibrio precario, si tenevano su un po' entrambi a 45 gradi, a 90 sarebbe stato sicuramente più cattivo. Marcio intanto chiama Jonathan ma viene fermato da Cimanghigno che mette giù il pallone, non c'era sicuramente volontarietà, è andato a saltare Cimanghigno e con la spalla ha colpito Jonathan. Cimanghigno ha saltato sicuramente mezzo metro di più, si danno il 5 i 2, dunque sarà ancora rimessa laterale per Arzignano che andrà a restituire sportivamente la palla al Rieti. Scodella invece l'arbitro perché
ha detto di aver fischiato prima la fine dell'azione. Intanto Marshall lascia lì il pallone per Jefferson che dà ad Esposito. Kakà, giro palla avanti per Esposito che esce tra le linee, poi ora portare un contropiede con Jefferson non si fa sorprendere Pozzi. Jefferson porta troppo in là il pallone, un pericolo, mancano pochi secondi, mi sembra di aver capito dal cronometrista. Salamone, non c'è nessuno sul secondo palo, Jonathan, e Putano alza il pallone come può sul tiro sporco di Jonathan. Dunque corner per Arzignano bisogna giocarla. Marcio indietro, tiro alto, e allora c'è il contropiede del Real Rieti. Il pallone però deve essere recuperato da Putano. Fischia l'arbitro per far velocizzare l'azione di Putano. Mancano probabilmente pochi secondi, il beneficio del dubbio. Qui Salamone per Jonathan, la risposta secca con un tempo solo di reazione per il onnipresente, sempre grande Davide Putano. Pozzi per Marcio, si aspetta il fischio e arriva in questo momento il duplice fischio che dà il finale del primo tempo. Al riposo per una pizza e un tè caldo ci va il Rieti in vantaggio per 1-0. PMG Sport Fuzza, la voce di Stefano Testoni, il commento di Stefano Testoni, l'analisi tecnica di Stefano Testoni. Sono da solo. Jonathan intanto a toccare il primo pallone, subito ancora pressione del Rieti con Pozzi che gioca per Jonathan che avanza di gran carriera verso Amoroso che viene fermato da Jefferson. Lotta Jefferson e dà la meglio. Prima possibilità d'attacco per Jefferson sulla destra per il Rieti. Jefferson, il tiro e la risposta di Pozzi. Squadra che vede in panchina Marco Abati. David Festuccia è squalificato, se non ricordo male si è preso una giornata per aver dato attenzione, tiro al volo, si è ben coordinato Nicolodi senza trovare lo specchio della porta. Pozzi lunghissimo, preda facile di Putano che gioca comodo verso Nicolodi, il numero 21, un giocatore esperto, arrivato in Italia giovane, chissà se Gianluca Valente ci sta guardando, la Bisceglie dove ha lasciato ottimi ricordi, spero di non aver detto una cavolata, ma non mi parla. Attenzione però, Jefferson ha cercato di servire Kakà sul secondo palo, Motta attaccato proprio da Jefferson, Amoroso per Marcio, il pallone è un siluro che Marcio, il capitano, non riesce ad addomesticare. Ringrazia allora Putano. Abdala, non me ne vogliono i ragazzi del Rieti, anche il collega Marco Ferroni che mi ha detto come nominare Abdala, ma adesso sono un po' perso. Riparte l'Arzignano con Motta, Jefferson ancora proprio veloce, Motta fermato, Jonathan e gli porta via il pallone proprio il numero 15 Adler che apre sulla sinistra per Kakà che però non ci arriva, chiede scusa il numero 15 argentino. Kakà ci ha provata in tutti i modi a raggiungere il pallone. Difesa biancorossa allora è salva, Motta per Marcio, Motta, Jonathan avanti per Amoroso che viene anticipato, bella la palla di Jefferson per Nicolodi che mette giù di petto, poi serve però troppo indietro Kakà che è costretto agli straordinari, tiene comunque il pallone. Ancora Kakà Jefferson, sbagliato il passaggio, il tentativo di servizio per il numero 15 Abdala. Rimessa laterale per Arzignano, mancano 18 minuti, un'eternità nel calcio a 5, tutto può ancora succedere e intanto il Rieti continua ad essere in vantaggio. Il gol dopo 1 minuto e 11 secondi, anzi l'autorete di Jonathan. Jefferson, Nicolodi, anche il Ruttino ne è scappato, scusatemi. Abdala, Jefferson, ora vuole pressione alta, Lopez, Putano calibra il tiro, fermato di testa da Jonathan che alleggerisce per Marcio.
Marzio avanza camminando, palla per Amoroso e dà indietro al capitano, però bisogna velocizzare l'azione. Jonathan, giro palla ora dell'Arzignano che inizia ad alzare leggermente il ritmo, palla avanti per Amoroso che dà indietro verso il capitano Marzio, che viene fermato da Abdallah che come una foca si porta il pallone fuori, non è riuscito a tenerlo in campo. Ci aveva provato l'argentino. Arzignano con Jonathan vuole la velocità di Motta che si gira, va via velocità Motta per Jonathan, troppo profondo il passaggio e allora la palla ora è del Rieti con Putano che dà al compagno di squadra Abdallah che ora batterà questo nuovo out quando sono passati 3 minuti e spiccioli all'inizio del secondo tempo e la formazione ospite di mister Marco Batti è avanti 1-0. Jonathan, Marzio, Motta fermato da Nicolodi, ancora Rieti però con Abdallah per Nicolodi. Salutiamo Bruno e Felice, sono del parere che qualche cazzata ci può anche stare qua, insomma siamo un super sport e qua ha chiamato in causa Pozzi sul fendente di Abdallah. Diciamo che sono solo perché i commentatori costano e poi a dirla tutta anche siamo in un circa 4 quintali in 4, insomma probabilmente non ci sarebbe spazio per la portata della tribuna stampa dedicata all'amico compianto Michele Trulese, ci ha lasciato 5 anni fa, figura storica del giornalismo vicentino e soprattutto dell'Arzignano allora Grifo, Michele Trulese, che a suon di rompo le palle al giornale ha portato le pagine del calcio 5. Ma attenzione Nicolodi, fantastico Nicolodi, fermato a Marzio, ancora Nicolodi, fantastico Nicolodi, l'Arzignano che cerca di uscire con Motta, fermato Jonathan. Qua ormai le spalle sono un po' aperte, ora Arzignano, palla avanti per Amoroso per Motta, Jonathan, il tiro che si spegne sull'esterno della rete. Qua abbiamo un po' perso gli schemi, l'importante è non perdere la voce, manca ancora un'eternità, il Rieti può raddoppiare, l'Arzignano può pareggiare, che bello effervescente questo sport e ad Arzignano si beve l'acqua dell'Omia che è naturale come le sostanze di cui ho abusato questa sera. Lo ripeto ancora, un cracker salato e la pizza non è mai arrivata. Esposito intanto, chiamato in causa da Nicolodi. Esposito deve come può, fermato da Marzio in anticipo su Cimanghigno. Palla per Marzio, gol! Il pareggio dell'Arzignano! Marzio, sua maestà Marzio, che mi va a mettere l'assist per il bomber Amoroso, ma sua maestà Marzio, signori e signori, inchiniamoci al prossimo 52enne che ancora ha la voglia e lo smalto di mettere un pallone in mezzo per Amoroso. Ecco, lo rivediamo, Marzio per Amoroso. Questo gol però lasciatemelo dare a Marzio, totem, mostro sacro del calcio 5 da Leilamo, maestro. Quanti soprannomi, attenzione, Cimanghigno! E la risposta di Pozzi! E poi Esposito mi mangia un'altra costatona pazzesca! Sotto porta ancora Esposito. Ma che numero anche Cimanghigno! Numero del Cimanghigno Show. E poi Esposito, che probabilmente anche ha colpito il palo. Riparte ancora Cimanghigno, Esposito, ancora un errore del Rieti, la difesa dell'Arzignano era meglio, la rimessa laterale era per l'Arzignano, aveva detto l'arbitro che poi chiede scusa, il Rieti può attaccare con Nicolodi, attenzione però che la sveglia di Capitano Uncino è suonata poco fa, con il Rieti vicinissimo 2 volte al raddoppio dopo che Amoroso aveva firmato il gol del pari. E arrivano dal social corner di Alessandro Lovato i risultati, ma ancora Rieti, ancora Pozzi c'è, ma questo Rieti non ne vuole proprio sapere di
stare sul pareggio, 3 azioni nel giro di pochi secondi. Un Rieti che quando ha deciso di cambiare marcia, ma quale sesta marcia, ha messo direttamente la settima come Hamilton nell'ultimo weekend sfortunato per la Ferrari, quando ha detto thank you Charles Leclerc, e poi se l'è infilato e è andato là a vincere il GP del Bahrain. Come mi ha cambiato marcia questo Real Rieti, che non ne vuole sapere di pareggiare, lo ha dimostrato, mai ce ne fosse stato bisogno, la squadra di Abati. Social corner, Pesaro vince 7-1 con la Lazio, Cam è sempre 4-1, la meta è in vantaggio con un gol. Intanto esce Jonathan, rientra Murga. Jonathan mi sembra che era stato colpito da una pallonata forte, intanto Cimanghigno tiene sulla porta di Pozzi, un Pozzi stratosferico, un paio di parate importanti, poi Davide Tre si ricorda di mettere le parate. Eccolo il gioco, non c'è il fallo, c'è il fallo, giustamente ha segnato il fallo, un blocco grande come la casa di Gary Neville, giocatore ex della Premier League. Qui uno schema del Rieti con Jefferson che ora va a posizionare il pallone per questa punizione molto pericolosa. Punizione. Kakà sul pallone, Nicolodi si sposta, Kakà per Nicolodi, il tiro e il sederino di Salamone che devia. Fernando Calgemmi, un grande saluto a tutto l'Abruzzo, vicinanza, attenzione al contropiede dell'Arzignano con Salamone per Jonathan, fermato clamorosamente, allora il contropiede è dall'altra parte con Nicolodi fermato da Salamone. Cosa ha sbagliato l'Arzignano questa volta? C'è un fischio, che fischio c'è? È dell'arbitro che va a dire ai ragazzi dell'Arzignano, la prima arzignanesi, stare calmi. Che bello spettacolo, vorrei anche denudarmi, ma non ho una gran maglietta della salute e allora resto con il maglioncino. Pesaro 8-1, social corner di Alessandro Lovato. E il corner invece qua, quello è del Rieti con Abdala. Conta l'arbitro, il tiro al volo di Cimanghigno, ma c'è il fallo, che viene avvisato, un fallo probabilmente di Kakà. Il primo fallo anche del Rieti, 1-1 il punteggio dei falli, come 1-1 il punteggio sul tabellone, 13:56 al termine della partita. Abruzzo nel cuore, terra importante di calcio a 5 l'Abruzzo. Tanto la girata, comoda la presa di Putano che dice ehi, questi tiri me li fa anche mio figlio che ha 3 mesi. Complimenti Davide, che vince in campo e anche fuori. Intanto Salamone, stratonato, ancora Arzignano con Tres per Salamone, Paulinho che errore, e pareggia i conti con gli errori di poc'anzi. Anche Paulinho nella sagra dei gol sbagliati. Un gol sbagliato da distanza ravvicinata. Qui bravo Murga ad anticipare Kakà, che gioca da fallo laterale per Nicolodi. Abdala. Un saluto agli amici Rieti che ci stanno guardando e si stanno subendo le idiozie del sottoscritto. Rieti, mannaggia la pupazza, una volta solo sono venuto a Rieti, era la finale, remake della finale di Coppa, ma attenzione Cimanghigno, costretto a tornare indietro da Nicolodi, lo libera il sinistro, Nicolodi fermato da Paulinho, fermato però senza fallo, vince con quella riservale. Stavo dicendo, sono venuto giù a Rieti, era la finale di Coppa di Serie 2 tra Giuriato, Vicenza e la formazione pugliese che non ricordo. Vinse proprio quella formazione, probabilmente ecco perché ho rimosso il nome. Intanto l'uscita del Rieti con Cimanghigno, l'autostrada, Cimanghigno, la capriola del Cimi Show, l'avevano cercata, la volevano
e l'ha punito Cimanghigno con una con cost to cost a tutto campo. Raddoppia l'ora del Rieti che torna avanti quando mancano 12,58, tutto da rifare per l'Arzignano. Cimanghigno l'autore del 2-1, poi la capriola, esultanza classica del forte giocatore numero 10 del Rieti. Intanto Murga fermato, rimessa laterale, punta per l'Arzignano, Nicolodi l'ultimo a toccare il pallone fuori dal rettangolo di gioco, palla per Tress che doveva lasciarla lì per Paolino. Rimessa laterale per il Rieti che poco fa ha trovato il nuovo vantaggio con Cimanghigno in cost to cost e poi un tiro raso terra a fil di palo che ha sorpreso Pozzi. Palla avanti per Kakà, pressato, ne esce Kakà che non riesce però a servire il compagno. Intanto salutiamo con grande abbraccio i ragazzi dell'A-Team che domani, dopo aver conquistato il campionato di Serie C1 Veneto, giocheranno per la semifinale della Coppa Italia di Serie C contro lo Sporting Limatola. Poi l'altra semifinale vedrà in campo lo Sporting Venafro, padrone di casa, formazione di Isernia contro l'area indoor. Dunque la Coppa Italia di Serie C, spettacolo assicurato anche di Murga, intanto fermato da Abdallah. Pozzi per Tress per Paolino protegge il pallone, Esposito lo mette fuori. 11:49, ancora un'eternità, sono le 22:25 e Greenwich non ce fa una piega. Salamone alza un lob verso Tress che non ci può arrivare. Dunque con tutta calma Putano chiama lo schema numero 4 per la sua formazione. Il numero 33 difende la porta del Real Rieti, sana competizione con il collega Nicoli. Rimessa laterale intanto per l'Arzignano che deve reagire al nuovo vantaggio del Rieti fermato da Cimanghigno. E intanto ancora Rieti che cerca di uscire, Murga capisce tutto, recupera il pallone, lo gioca, lo amministra sulla sinistra verso Salamone che punta Esposito, non riesce a saltarlo, è costretto a intrecciare ancora per Murga che gira sulla destra per David Tress, per via orizzontale Arzignano cerca di scardinare, rompere la difesa del Rieti. Murga, tiro oltre il palo, dunque sarà Putano a giocare per Abdallah che avanza in velocità, non viene fermato. Lo fa in questo momento l'Arzignano, c'è possibilità con Murga fermato da Jefferson. Non c'è fallo, gli arbitri non fischiano. L'arbitro gli dice non te lo fischio perché lo hai fatto tu la prima. 1-1, palla al centro, amici come prima e poi tutti di pizza. Keep calm e finché l'arbitro non fischia, tutti in piedi e giocare. 11:05, 665 secondi di passione per l'Arzignano, di difficoltà anche per il Rieti che deve cercare di giocare, difendere in questo momento il vantaggio con Salamone che regala un pallone alla formazione ospite che gioca di Jefferson verso Putano, il movimento di Kakà, Putano comodo, Pozzi di testa esce ed evita il pericolo. Rimessa laterale comunque in fase d'attacco per la formazione ospite con i bambini che litigano per lanciare il pallone. Lo fa con la maglia arancione il bambino maglietta Einbeck. Io sono tornato, dove eri stato? Non lo sappiamo. Jefferson, Kakà non può girarsi, chiama in causa da Cimanghigno. Al momento match winner della sfida su il 2-1. Cimanghigno proprio recupera il pallone senza fallo, viene fermato da David Tress, protesta un po' da ambo le parti. Fischia agli inglese, praticamente molto pochi, per una partita comunque corretta.
si potrà recriminare e borbottare giustamente anche in casa Rieti per il rosso a Jorginho nel primo tempo. Murga per Tres che arma il sinistro, fermato da Cimanghigno. Palla di Pozzi per Motta, indietro verso Murga, movimento di Jonathan, c'è la spinta di Cimanghigno su Tres, Jonathan si accentra per Motta che calcia, se così si può chiamare un calcio, strozza il pallone non in grande forma. Attenzione dall'altra parte con Jonathan lascia lì Cimanghigno che ieri porta via ancora il pallone, bravissimo Cimanghigno, suo però l'ultimo tocco. Motta, gol! Il pareggio di David Tres, lasciato colpevolmente solo a pascolare nell'area del Rieti, battuto in velocità, la rimessa laterale, Tres solo sul secondo palo, assist di Motta, dunque ristabilita nuovamente la parità, che però ha dormito la difesa del Rieti, che ha concesso su palla inattiva lo spazio a Tres, che sul secondo palo ha segnato il più facile dei gol e muove ora anche il tabellino David Tres. Motta per Murga fermato, attenzione, qui non riesce a tenerlo in campo Jefferson che si arrabbia anche con l'arbitro. La Camera ha segnato del quinto gol, il Pesaro sta dilagando 9-1, mi sembra che sia stato anche espulso il portiere della Lazio e Spindola, se non ho letto male nei messaggi della chat comunicativa. Motta per Jonathan, troppo lungo, tiene comunque il pallone, Motta, gol! Motta magia! Questa è una magia di Motta e l'Arzignano la passa in vantaggio e con il risultato Latina è ancora lunga, potrebbe portarsi in terz'ultima posizione, mai cantar vittoria perché il Rieti, ragazzi, è una squadra di fenomeni e sarà lunghissima fino alla fine. Ma che girata di Motta, superlativa. Ancora Arzignano che vuole premere, Arzignano recupera il Rieti, c'è il contropiede, attenzione a Rieti, la risposta di Pozzi, e cosa ha parato Motta? Ma ancora Jefferson, cosa ha parato Motta? Portatemi una flebo, portatemi ossigeno, questa partita è entusiasmante, fantastico, meriterebbe il pareggio, lo merita come Rieti, fantastica partita, non sento più la coronaria, non so più dove sbattere la testa, a sinistra Filippo Tres, a destra Davide, sono due brutti ermegumeni, ma quanto spettacolo che c'è qua, un grande spettacolo, un saluto anche a Matteo Santi, dillo Matteo, che sei lì che dici mannaggia Testoni può dire queste cazzate, può fare il pazzo, fantastico calcio a 5, fantastica sfida reale tra Arzignano e Rieti, con Arzignano avanti 3-2, ma un Rieti che vuole il pareggio, mi si annebbiano anche gli occhiali e andiamo a bere acqua dell'Omia. Si può ripartire, lo scopettone magico di Vito ha asciugato il campo, non potrà mai asciugare il sudore che i giocatori in campo stanno versando per questa bellissima partita. Le ultime due sfide, finisca come finisca questa gara, finalmente ad Arzignano siamo tornati a vedere grande calcio a 5. Merito sicuramente di due corazzate come Pesaro e Rieti che deve inseguire Jefferson
Vedremo se qualcuno non ancora, è ancora presto per mister Marco Abati che sostituisce David Festuccia, mettere il di movimento in campo. Fermato intanto Jefferson del duo Murga-Motta, con Murga che ha praticamente parato immolandosi sulla riga, un tiro preciso, non ricordo di chi, chiedo scusa al giocatore, non lo ricordo. Jefferson, Nicolodi fermato, Jonathan va via, cerca di andare via in velocità, ma Nicolodi corre come un pazzo. L'ultimo tocco è di Jonathan. Nicolodi, speriamo si rialzi, devono stare calmi i tifosi dell'Arzignano, col tifo corretto. Ciao Luca. Putano per Jefferson. Kakà, Nicolodi, Jefferson, Nicolodi si fa sentire l'urlo del grifo. Palla per Kakà, fermato da Murga. L'ultimo tocco è del giocatore delle Rieti, dunque sarà rimessa dal fondo per Arzignano. Cercava di portare in inganno l'arbitro. Kakà, il suo tocco è stato suo l'ultima parola. Pozzi, palla lunga per Jonathan, fermato senza fallo da Jefferson, corretto, si lamenta di una spinta, bisogna giocare. Finché l'arbitro non fischia non è fallo. Kakà, mamma mia che rischio. Salamone ruba il pallone a Jonathan per Salamone che diceva di stare tranquillo. Grazie Max, sono il top. Nicolodi, la deviazione alta di Marcia. Jefferson, indietro per Kakà, Pozzi su Kakà, attenzione però ancora Rieti, Nicolodi per Kakà, Jefferson fermato da Murga, ma ancora Jefferson con il pallone tra i suoi piedi fatati, cerca di girare palla da per Nicolodi che carica il sinistro fermato da Salamone. Fernando Cangelmi, puoi solo che farmi complimenti così, Guido Mede e Davide Compagnoni, sicuramente da solo posso fare il loro peso. Nicolodi, Jefferson, Cimanghigno, 6:40 al termine. Rieti che ora alza la pressione, la vuole alzare, vuole trovare il gol del pari. Jefferson gli ruba il pallone per qualche istante, Jonathan ne fa buona guardia. Putano che esce dalla propria porta, rilancia lungo per Kakà, si sbracciano, Kakà fermato come può. L'ultimo tocco era di Pozzi, dunque rimessa laterale per la squadra di casa, del Rieti. Allora, ecco, questo è il classico gesto che l'arbitro, insomma, il giocatore dice sta un attimo male, aspetta un attimo, bravi i giocatori del Rieti che sono fermati, l'arbitro invece voleva far continuare il gioco. Cerchiamo di darci rispetto reciproco. Salamone ha preso un colpo poco fa, una pallonata. Rivediamo il gol, terzo gol dell'Arzignano. Motta, cosa ha fatto Motta? Guardate lì, non si gira. Qui Putano sorpreso sul suo palo, il pallone è andato sul secondo palo, però Putano qualcosa di più poteva fare. Un, dos, tres. Rumori tecnici della regia di Filippo Tres, rimessa laterale proprio al Rieti. Convito che pulisce il Palatezze. Esce Salamone dentro Moroso, 6:20 al termine, il 5 a mister Boschetto. Attenzione perché Jefferson prima gli ha detto a Kakà fammi tirare.
Non ditemi che il cronometro si è fermato, no, per piacere, Cioè, c'è l'arbitro che ha da ridire qualcosa a mister Abati, gli chiede, lo invita a stare tranquillo e dice fammi stare tranquillo alla panchina. Posta in paglia molto molto alta in questa ultima sfida casalinga di regular season, se il 19 poi attenzione, la girata di Cacà fermata da Murga. Venerdì santo in trasferta per Arzignano, che sarà ospite della Fedi Eboli. Ci sto facendo anche un pensierino e allora fatemi avere il numero di Marcello Saratore, che magari una buona mozzarella di bufala me la fa assaggiare. Nicolodi intanto deve per forza dare palla a Puttano, che scarica lungo verso Cimanghigno, fermato da Marcio che voleva l'ultimo tocco del 10 reattivo. C'è un problema che per Amoroso che si tocca il ginocchio. C'è mamma mia, qui si tocca la caviglia. Si tocca la caviglia Amoroso, problemi anche per Amoroso. Ha fatto un segno eloquente alla panchina, non ce la faccio, toglietemi. Questa non è certo una bella notizia per l'Arzignano. L'autore del gol andiamo a rivedere il gol di Amoroso, il pareggio dell'Amoroso. Intanto esce probabilmente piangendo, anche se mette le mani in faccia. Per trovare il gol di Tres, Filippo Tres, non hai sbagliato il coso. Jonathan e Murga lo portano fuori, eloquente il gesto, o male la caviglia. Probabilmente si è girato in campo, vanno subito a sincerarsi le condizioni. Mister che va a parlare con il bomber Amoroso che sta soffrendo, lo vediamo qua. Attenzione, però torniamo subito in campo con Nicolodi che rischia di perdere il pallone e lo perde in questo momento dando un brutto pallone a Jonathan. Non c'è la possibilità di contropiede dell'Arzignano con Murga, 5.45, un'eternità, manca una vita. Tres per Jonathan che si gira, Jonathan, non c'è nessuno sul secondo palo. Marcio non ci ha creduto, intanto arriva il time out per il Rieti. Eccolo qua, il replay del primo gol dell'Arzignano, quello del pareggio. Vediamo in questo momento azionato il replay da Filippo Tres su palla inattiva. Marcio sponda verso Amoroso sul secondo palo, ha perso la marcatura Esposito. Era il pareggio, poi avanti Cimanghigno. Andiamo a vedere anche il cost to cost di Cimanghigno, il secondo gol del Real Rieti, un cost to cost testa bassa per il numero 10 Cimanghigno Show, che è partito da metà campo, avanti, bordata di sinistro, fil di palo dove Pozzi non ci può arrivare, e poi l'esultanza con la Capriola. 5.36 il termine intanto. Chiamato il time out dalla formazione del Rieti, con Arzignano che ha avuto un'altra. Salutiamo intanto Francesco Tonello, ciao Francesco. Fabrizio ha fatto segno di avere un problema alla caviglia, piede, parte bassa del piede, ed è uscito male. Lui che tornava dopo un paio di stagioni, ha visto soffrire problemi di ginocchio, ma torniamo di nuovo in presa diretta con Cacà per Rieti che gioca verso Abdala. C'è il portiere di movimento intanto, fuori Puttano e dentro Nicolodi. Dunque mister Abati vuole il pareggio, assolutamente vuole il pari. 5.25 al termine. Cacà, prima fase di possesso palla con l'uomo in più per Rieti. Cimanghigno per Cacà che ha sbagliato porta, chiede scusa ai compagni, fa correre un brivido ai dirigenti appostati qui sotto nella parte centrale della tribuna del Palatese. Abdala, Cimanghigno, Cacà, Jefferson lascia scorrere con una finta per Nicolodi. Cacà, Cimanghigno, ancora Cacà,
Siamo già entrati negli ultimi 5 minuti. Marcio ferma il tentativo di assist sul secondo palo di Jefferson verso Abdallah. Un grazie di cuore con un bacio a Orlando Casale, calcio 5 prima, che mi ha subito mandato il numero di Marcello Saratore, e allora domani scatterà lo spam via WhatsApp a Marcello. Mozzarella di bufala in arrivo a casa Testoni. 4:30, Rieti con Kakà, Abdallah, Jefferson, Marcio ancora ci mette il piedino, lascia lì ad Abdallah, Cimanghigno, Kakà, Nicolodi, Abdallah ora era, Kakà, ora per Nicolodi, maglia bianca, partita di movimento, palla per Kakà, Abdallah, Kakà, insomma dai, quindi lo sbagliarono, Nicolodi, la risposta di Pozzi che salva i suoi. Rimessa laterale comunque 6-12-18-24 più 3, 243 secondi di inferno. Reatino qui al Palatese con Kakà che gioca palla verso la sinistra dove c'è Kakà, Abdallah, Nicolodi, Jefferson, Nicolodi, Kakà, Nicolodi, Jefferson. Sono loro che giocano il pallone, ancora per Nicolodi, Jefferson sbaglia tutto quanto, torna in campo intanto Putano al posto di Nicolodi. Intanto Napoli torna in vantaggio e c'è anche il time out per Arzignano. Cam intanto firma il sesto gol a Latina. Adesso più che mai grifo quando che entra in campo. Di passione, facciamo sentire il grifo, grifo. Tornano in campo le squadre, l'urlo, l'incitamento dei tifosi biancorossi in gran numero anche oggi qui al Palatezze. Rimessa laterale per l'Arzignano, non ha gestito nel migliore dei modi un pallone con il portiere di movimento, il Rieti. Palla lunga già riconquistata però dalla Rieti con Jefferson che avanza, gioca, amministra, Kakà ora, Kakà aspetta, inserimento anche di Putano, vediamo se l'Arzignano va a pressare, non c'è nessuno che pressa, allora rientra Nicolodi con la maglia bianca, numero 21 del portiere di movimento, Jefferson, Nicolodi va a posizionarsi in fondo al campo, Kakà, Jefferson, Nicolodi per Kakà che non arma il tiro, palla per Abdallah. Kakà chiede pazienza ai suoi, pazienza, Cimanghigno fermato, Jonathan, fermato senza fallo, sì, protestano gli arbitri, oggi non fischia nulla, bisogna continuare a giocare. Jefferson, Kakà, Cimanghigno, Abdallah va via sul posto a Marcio, palla per Jefferson, non la tocca nessuno, la rimessa laterale per l'Arzignano con Rieti che spreca un'altra ghiotta occasione. Era stato bravissimo l'argentino Abdallah ad andare via sulla corsia del fondo. Murga avanti per Jonathan che gioca con il pallone tra i piedi, chiama in causa Murga, prende gli applausi Jonathan Enrique Linares. Tres per Murga per Jonathan, 2:27. Jonathan Marcio, palla avanti per Tres, è uscita, dunque rimessa laterale, dunque ancora una volta Putano out, Nicolodi in.
Ancora brividi saranno per la difesa dell'Arzignano con Nicolodi che alza il baricentro della propria squadra. Kakà si sposta sulla destra, dà il pallone a sinistra verso Abdala. Cimanghigno proprio su Nicolodi, la rimessa laterale. No, Nicolodi, l'hai toccata tu, dai, non andare a dire. Sì, si era visto insomma l'ultimo tocco di Nicolodi, però in questi momenti a 2-1 dalla fine bisogna provare anche d'esperienza e ha fatto bene Nicolodi. Marcio per Jonathan che mette giù il pallone di petto e lo protegge nel migliore dei modi dando a Tress si rifugia dal capitano Marcio per Murga che non riesce ad invitare Jonathan e allora ancora una volta Nicolodi dentro. Nicolodi proprio lui tocca il pallone, lo serve sulla sinistra per Cimanghigno che si aiuta dando a Kakà. Nicolodi Jefferson, la palla è tenuta in campo dal numero 23. Nicolodi vuole il tiro, gol! Il gol del pari del Real Rieti, probabilmente di Kakà. Mi sembra che l'ultima deviazione sotto porta sia stata di Kakà, un po' accidentale. Dunque 3-3 quel Palatese con il pareggio reatino a 1,29 dalla fine quel portiere di movimento. Rieti che vuole giocare con il portiere di movimento, anzi no, è l'Arzignano che ci prova con il portiere di movimento. Fuori Nicolodi, dentro Paulinho per Marcio. Arzignano vuole il gol della vittoria. Murga Tress. Paulinho. Tress. Murga. Jonathan. Salamone Jonathan. Attenzione al press. Murga. Tress in fondo per Paulinho che deve dare indietro ancora a Tress. Stiamo per entrare nell'ultimo minuto. Salamone per Tress, traversa clamorosa, gol! Kakà, il gol di Kakà, doccia fredda per l'Arzignano, il 3-4 di Kakà dalla sua metà campo e adesso 50 secondi pazzeschi per l'Arzignano che era avanti 3-2 e ora in poco tempo ha preso 2 gol. Rieti che torna avanti, Rieti che vuole dare il gancio destro al Napoli, palla per Paulinho, gol! Subito la risposta di Paulinho. Paulinho di petto, gol. Putano non trattiene. E allora finale incandescente. Sono quasi le 11. Mancano 39 secondi. Problemi di campi per Pozzi. E Rieti che vuole vincere la partita con Abdala. Dentro come portiere di movimento. Rivediamo il replay del gol di Paulinho, un gol di petto. L'arbitro sulla linea di fondo ha decretato che la palla era entrata, sì è così. Ultimi secondi allora. Rientra Jonathan per Murga. Il Rieti ci prova, il Rieti vuole la vittoria. Kakà ha segnato un gol da casa sua poco fa, il 4-3, poi Paulinho, pettone magico per il pareggio dell'Arzignano. Kakà! Ancora Kakà! E allora questa partita non finisce più, ma qui però Pozzi bisogna tirarti le orecchie. Peccato
ma merito di Cacà. Intanto Motta non prende il movimento, 25 secondi, ha preso un gol sotto le gambe Pozzi, la stanchezza anche, ultimi secondi di Grifo, ultimi secondi di Grifo con la diretta anche Emanuele Gagliotto per i 25 secondi finali. Rieti vince 5-4, 25 secondi alla fine, partita pazzesca, poi prenoto un 118 forzato per il cuore, coronari e polmoni. Motta per Tres, Jonathan dove non c'è nessuno, ancora Jonathan, attenzione Salamone fermato a 4 secondi, ci sarà l'ultimo tentativo e poi saranno titoli di coda al momento amarissimi come come si chiamano quelle erbe aromatiche. Si spegne qui la partita, Computano che mette in cassaforte la vittoria del Rieti, la sirena tromba e fa felice Rieti che vince per 5-4, fa festa a mister Festuccia qui in tribuna, complimenti, ma un forte applauso anche all'Arzignano che ci ha creduto fino all'ultimo secondo. I titoli di coda vedono un Arzignano che si giocherà a salvezza all'ultima giornata contro la Fel di Eboli, grandissimo spettacolo.